Il nuovo sistema di monitoraggio e allertamento del rischio idrogeologico, la rinnovata sala operativa del Libero Consorzio Comunale di Agrigento sono stati presentati nel corso di una conferenza stampa nella sede di Via Crona dell'ex provincia. Il presidente Pendolino ha voluto evidenziare come questo progetto rappresenti un intervento importante nel pieno rispetto delle prerogative di un ente territoriale con specifiche competenze in settori strategici e tra questi la sicurezza. Tra gli altri sono intervenuti il prefetto di Agrigento, il sindaco di Agrigento e i vertici di varie autorità civili e militari. I dettagli sono stati illustrati dal direttore del settore ambiente Achille Contino, dal funzionario responsabile della protezione civile Marcio Tuttolomondo e dai tecnici del CED, del Libero Consorzio e della Geotech Engineering che ha elaborato e sviluppato il progetto, che è stato finanziato con fondi ottenuti dalla Regione Siciliana, strategico per la prevenzione e la gestione delle emergenze e la tutela della sicurezza dei cittadini. Acque in grosse quantità, e quindi dobbiamo noi cercare di prevenire, e l'inaugurazione di questa sala operativa serve proprio per prevenire il verificarsi di eventi atmosferici che poi non possono essere controllabili e quindi alla fine trasformarsi in danni di vite umane e animali. Quindi oggi la sala operativa è un fatto importante perché abbiamo già installato su tutti i ponti delle centraline che vanno a segnare i livelli dell'acqua, quindi non c'è bisogno più della persona che va a verificare e si mette a rischio per strada durante le intemperie, e ci consente anche di prevenire, quindi di fare eventualmente evacuare, chiudere il transito e quant'altro. Approfitto per ringraziare tutti quelli che hanno collaborato alla realizzazione di questo progetto, dai tecnici alla protezione civile, a tutti gli enti che ci hanno dato le autorizzazioni e il finanziamento, che con questa nuova sala di protezione civile noi abbiamo un territorio in sicurezza, perché il nostro territorio è molto fragile, è molto diversificato perché passiamo dalla costa alla montagna con diverse vulnerabilità, e questo ci consentirà di controllarlo proprio minuto per minuto. È importante quello della protezione civile nel nostro territorio. Allora, diciamo che oggi presentiamo un'evoluzione del monitoraggio perché il vecchio sistema delle allerte non sempre funziona, è troppo lento, quindi la tecnologia ci aiuta e oggi presenteremo un progetto proprio perché attraverso la tecnologia, quindi le stazioni meteo, i sensori sui fiumi e il sistema radio possiamo meglio monitorare e allertare la popolazione quando serve. Quindi il sistema funziona in questi termini e questo porterà sicuramente risultati. Pensiamo che una vicenda come Marianna Bello probabilmente non sarebbe successo se ci fosse stato un sistema di allertamento puntuale come questo. Fondamentale è quello della protezione civile, soprattutto nel nostro territorio. Sì, con questo progetto in pratica miglioriamo sicuramente l'attività sul campo. Dal remoto riusciamo a monitorare 12 ponti della provincia, abbiamo un sistema di comunicazione radio in tutta la provincia e contestualmente abbiamo anche delle stazioni meteo che ci permettono in tempo reale di verificare quello che sta succedendo nella provincia. Come è stata organizzata la sala operativa? La sala operativa abbiamo un personale quindi che sarà aperta al momento, significa durante le allerte, e da lì cercheremo di gestire le emergenze che ci saranno nel territorio. Basta,